Una legge sbagliata e rispettosa dei deliberati dell'antitrust di Abbanoa e delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia. Forza Italia boccia l'approvazione del disegno di legge della Giunta regionale che prevede il trasferimento della totalità delle quote di Abbanoa ai comuni entro il 2020, un provvedimento reso necessario dall'intervento dell'ANAC che consentirà tra l'altro a 29 comuni di uscire dall'ente idrico. Uno schiaffo all'antitrust e all'anticorruzione, denunciano i consiglieri regionali di Forza Italia Marco Tedde, Pietro Pittalis e Alessandra Zedde, che invece a chiare lettere hanno prescritto che la totalità delle quote azionarie deve essere immediatamente trasferita ai comuni che devono esercitare il cosiddetto controllo analogo, cioè un controllo pari a quello esercitato sui propri servizi e debbono avere il potere di nominare gli organi di vertice di Abbanoa. L'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato da Abbanoa senza passare attraverso un bando pubblico, ricordano i consiglieri di opposizione, è stato possibile solo perché è stato previsto il servizio in-house providing, vale a dire un servizio svolto da una società in-house strettissimamente controllata dai comuni che gestiscono il servizio. Questo dicono anche la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia. Oggi però così non è. E questo, secondo i consiglieri regionali di Forza Italia, è il motivo per il quale Abbanoa è fuori controllo, adotta pratiche vessatorie nei confronti dei cittadini sardi e approva un bilancio falsato da 700 milioni di crediti inesigibili. Infatti non si comprende perché una società che vanta crediti così imponenti, concludono i consiglieri di Forza Italia, chieda ottenga dalla Regione, quindi dai sardi, 190 milioni di euro e chieda anche un prestito obbligazionario da 180 milioni di euro.